Storia di un Caligari è un libro scritto da Rolando Segalin, premiato qualche giorno fa al premio Mazzotti con una targa alla memoria. Questa sera il premio Mazzotti, insieme alla Confederazione Imprese Veneto e alla Confederazione Marca Trevigiana, vuole rendere omaggio al Caligari produttore di scarpe, ma anche al filosofo, al pensatore, al conoscitore delle persone, e lo fa portando al dialogo Massimo Cacciari, il professor Micelli, Agostino Bonomo e il figlio Luca Segalin, perché la metafora è che il mondo dell'artigianato, quello tradizionale artistico che sembra perduto, in realtà forse potrebbe essere un rilancio del mondo dell'imprenditoria italiana nel mondo, perché il saper fare, il made in Italy su misura, tutto abbinato alle nuove tecnologie, potrebbero essere davvero un driver di sviluppo per questo paese. Tra gli interventi ci sono dei momenti di pausa in cui l'attrice Chiara Stella Serravalle interpreta alcuni dei brani o dei passi del libro di Rolando Segalin. Che si identifica con il nostro pensiero. Solo allora dovremo essere contenti, vedere la nostra creazione ed esporla nella vetrina della nostra vita. L'artigianato veneto, che nell'immaginario collettivo rappresenta solo il lavoro con le mani, si è saputo evolvere, ha saputo poi prendere a tutto tondo anche tutte le opportunità che arrivano dalla digitalizzazione, ma tenendo sempre in mente che dietro le mani, dietro alla digitalizzazione c'è sempre il cervello, e l'artigiano ha una vena artistica, una vena di creatività, ha una peculiarità che è quella di saper risolvere anche i problemi. Io credo che con quello che noi ricordiamo del passato e quello che siamo arrivati, ma andando soprattutto a vedere qual è il valore che l'artigiano mette nel proprio impegno quotidiano, si vede perché questi territori hanno avuto il progresso che hanno avuto. Il 2018 è stato un anno un po' particolare, un po' di rilancio anche, si arrivava dal libro di Micelli sugli artigiani digitali per arrivare a Homo Faber, poi la legge regionale sull'artigianato veneto, il premio Mazzotti che premiava l'artigianato con un premio speciale. Si può dire che l'artigianato tradizionale sta riportando i riflettori sull'artigianato nel suo complesso e può essere un bene? È assolutamente un bene, proprio perché rivaluta quei valori di cui parlavamo prima. Oltretutto si va anche a ripescare tutti quei lavori dove veramente la parte artistica è predominante e dove magari l'ingegno fa sì che si creano delle nuove mode piuttosto che delle nuove tendenze, e questo sta anche alla base di quelli che poi sono tutti i processi dell'economia. È incredibile poi che si parta da dei calzolai, che forse è uno dei mestieri più antichi del mondo. Più antichi del mondo sicuramente, ma anche che si devono rinnovare, per cui un calzolaio professa un'attività che sicuramente è più antica del mondo, ma che se non riesce a stare al passo con la moda e non si inventa qualcosa di nuovo ogni giorno, viene espulso dal mercato, per cui è uno degli più antichi del mondo, ma quello che si deve rinnovare in continuazione. Professor Massimo Cacciari, suo papà si forniva da Rolando Segalin, gli è stata dedicata questa serata a un premio Mazzotti perché era anche uno scrittore, però è anche un ricordo di una Venezia che non c'è più, di mestieri artistici che stanno sparendo. Basta, questa è un po' una retorica. A Venezia c'è una difficoltà nell'artigianato artistico come in tutte le altre città, forse anche meno, perché bene o male il vetro ancora c'è, ci sono degli ottimi orafi, c'è un'ottima lavorazione del ferro, anche le maschere sono sì un prodotto di massa, ma anche ce ne sono alcuni che le fanno molto belle. È una situazione di difficoltà per l'artigianato in generale, sto piangere su Venezia è una stucchevole retorica. Ma si tratta anche di un anno un po' particolare, c'è stato Homo Faber a Venezia, ci sono queste manifestazioni, in realtà la Confartigianato ha lavorato un po' anche a livello culturale, diciamo, per fare questi appuntamenti, anche perché è importante che ci sia un dibattito. Sì, bisogna capire che l'artigianato non è un fatto di marginale, di contorno, che metà della struttura produttiva occupazionale del paese è retta da queste piccole attività, da questo artigianato, dalla piccola industria, e bisognerebbe che ci fosse una politica industriale nazionale a sostegno di queste attività, che mi sembra francamente latitante, cioè nel senso che da 30 anni in questo paese non c'è nessuna politica industriale, nessuna politica economica come Dio comanda.
Si è parlato di un mestiere antico, però che guarda il futuro. Come sembra che guardi il futuro il 2018 per l'artigianato? Perché Homo Faber, la legge regionale sull'artigianato e tanti eventi che si stanno accavallando sembrano quasi concretizzare quello che lei ha scritto 3 anni fa nel suo libro, cioè un artigianato su misura, però che guarda anche alle cose nuove. Sì, devo dire che anch'io sono sorpreso, felicemente sorpreso del fatto che oggi l'opinione pubblica, tanti operatori, le associazioni di categoria si sono coalizzati per immaginare, mettere in campo un'idea diversa di artigianalità, un'idea di artigianalità che si fa carico della tradizione ma che guarda al futuro abbracciando le nuove tecnologie e una cultura del progetto, una cultura del design che nel caso di Segalin era una cultura straordinaria, fatta di creatività e di attenzione al cliente finale. La serata è stata una serata davvero riuscita proprio perché partendo dalla storia di un maestro straordinario siamo riusciti a ripercorrere le tappe di trasformazione e di cambiamento di un mestiere, quello del Calighere, che in realtà è la metafora di qualcosa di più grande, che è la metafora di un cambiamento più generale, fatto anche tanto di soggettività, di talento, ma anche di dedizione, passione e cura del dettaglio. C'è un particolare un po' originale per me, c'è tanta Venezia. Rolando Segalin è di Venezia, Homo Faber è di Venezia, lei è di Venezia e questa Venezia, da come hanno ricordato, anche è molto legata anche al Trevisano, a San Polo, perché anche qui c'è stata molta cultura. Come mai? Venezia è una città che per le sue specificità non accetta standardizzazione e ha bisogno necessariamente di persone, mestieri che siano in grado di rispondere alle sue specificità. È una città che ha fatto dei mestieri una toponomastica, le scuole, le calli, i campi, hanno tutti i nomi di cose molto precise e di mestieri molto precisi. È una città che si è costruita attorno al saper fare e ha abbracciato, riconosciuto, apprezzato il saper fare degli altri. Non è un caso che oggi nel 2018 abbiamo celebrato una mostra come Homo Faber, ma pochi anni fa abbiamo visto l'arrivo di un grande operatore della distribuzione che ha fatto dell'artigianalità un cavallo di battaglia associandolo al lusso. Non è un caso che tanta attenzione culturale ci sia al saper fare in questa città, in questa regione. Di questo noi viviamo, in parte lo avevamo capito, in parte lo stiamo capendo adesso. E può forse da Venezia e dal Veneto arrivare un messaggio forte anche a Roma? Deve soprattutto su un tema che a me sta particolarmente a cuore, che è il tema del capitale umano. La nuova artigianalità si nutre di formazione, di sperimentazione, di alternanza scuola-lavoro, attira giovani talenti, affascina giovani talenti, li affascina anche portandoli a vedere il mestiere laddove il mestiere si fa, nella bottega, propone un'idea di lavoro nuova, originale, intensa, forte. Tutto questo però richiede investimenti, richiede soprattutto il riconoscimento di un modello di scuola, di un modello di alternanza scuola-lavoro che noi dobbiamo difendere in tutti i modi perché è fondamentale per il rinnovamento e il rilancio di tante attività economiche. Luca Segalin, figlio di Rolando, a cui è dedicata questa serata di Confragionato e Premio Mazzotti, perché suo papà, oltre che essere un grande calzolaio che produceva scarpe soprattutto per le donne, è stato anche scrittore. Sì, è stato scrittore in questo libro che io sono commosso che il Premio Gambrinus abbia onorato, diciamo, la sua memoria premiandolo appunto anche la settimana scorsa, ma soprattutto questo libro è uno spaccato di una Venezia che non esiste più purtroppo, di una Venezia che dovrebbe tornare come è descritta in quel libro perché possa tornare ad avere la sua vitalità. Però è anche molto attuale perché non entra solo nel merito del lavoro che faceva, però è anche psicologico, racconta delle mani, racconta delle gambe, racconta dei piedi, della psicologia dei propri clienti. Certo, racconta praticamente di tutte quelle che sono le sensazioni del corpo umano che attraverso le quali si manifesta appunto lo spirito di una persona. E una serata di questo tipo se l'aspettava? Una serata di questo tipo non me l'aspettavo, dovevo sentire anche ne sono veramente commosso. Dobbiamo solo far emergere la nostra conoscenza, la capacità di far conoscere l'opera dalla materia che si identifica con il nostro pensiero.
Solo allora dovremo essere contenti, vedere la nostra creazione ed esporla nella vetrina della nostra vita. Questa è la soddisfazione vera, il tempo che scorre e che contemporaneamente ci consuma ci darà la gioia di non aver sprecato i nostri giorni. La tranquillità interiore sarà la misura di quello che siamo e saremo.